Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, ben ritrovati, io sono Maria, pronta anche oggi ad accompagnarvi con le novità delle stelle di Radio.0, anche in questo 9 giugno. Iniziamo subito. Ariete, per voi creatività, impeto, desiderio di esprimervi. I numeri li avete tutti per realizzare grandi progetti, ma come i veri eroi farete ogni cosa da soli, come sempre. Prendetevi la responsabilità di agire, però senza la pretesa di ottenere subito tutto quello che volete. Questa volta non si può, sappiatelo. Toro, qualche dissidio per voi per questioni di interesse. Tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti nel settore professionale e finanziario, bravi. Situazione in evoluzione, ma bisogna saperla gestire, come sapete fare voi, con metodo, organizzazione e soprattutto molta calma. Gemelli, passiamo a voi. Un giovedì frizzante e vitale vi aspetta, da cui potrete attingere energie per il lavoro e per il rapporto amoroso. Avrete molte opportunità, perciò datevi da fare subito. Anche se nulla vi viene regalato, i possibili risultati superiori alla media ve li conquisterete sul campo. Cancro, tenete a freno il vostro orgoglio e ammettetelo, anche la suscettibilità. Potrete così muovervi con agio, dandovi il permesso di essere come siete, dimostrarlo anche. Non è ora di mettere in conto programmi ambiziosi, non adesso. Limitatevi ai compiti di routine, perché vi manca un po' la voglia, non è vero? Leone, ottime notizie per chi ha una causa legale in corso. Nuovi elementi depongono a favore di una soluzione vantaggiosa per i vostri interessi. Gli attriti con i collaboratori invece sul lavoro non sono risolti, ma grazie all'umore conciliante, quello di oggi, il clima si distende un po'. Vergine, accettate serenamente un confronto di opinioni, dai, fatelo. Non irrigiditevi invece sulle vostre posizioni, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui, e forse lo sono davvero. I rapporti con l'ambiente vi creano qualche tensione? Forse pretendete troppo, non pensate? Mantenete uno stato d'animo sereno piuttosto. Bilancia, per voi capacità di adattamento e un pizzico di opportunismo. Queste le risorse su cui puntare per trarre il meglio da eventuali evoluzioni in ambito professionale soprattutto. Non è giornata, sappiatelo, per togliervi qualche sassolino dalla scarpa, perché finireste per combinare dei pasticci, attenzione. Passiamo allo Scorpione. Il lavoro vi riserva gradite sorprese, potrà davvero cambiarvi in meglio la vita questa volta, se però saprete abbandonare i sospetti e gli atteggiamenti prevaricatori in questo caso. Non opponete resistenza al vento di rinnovamento che investe la sfera affettiva, un colpo di fortuna vi aspetta. Sagittario, la luna riequilibra questa volta le emozioni, vi rimette subito in riga. In compagnia degli amici ritrovate voi stessi, quelli veri. Comunicazione fluida anche con l'ambiente circostante oggi. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa si evolvono, abbiate un po' di pazienza però a vostro vantaggio. Capricorno, qualche intoppo oggi è prevedibile, non perdete mordente, però rischiate di smarrirvi a pochi metri dal traguardo, altrimenti i problemi si supereranno col tempo. Un temporaneo calo di determinazione e costanza invece non desta preoccupazioni al momento, l'umore invece è un po' conflittuale, avvertiamo chi vi sta vicino. Acquario, un duello all'arma bianca tra la dolce metà e gli amici e voi siete nel mezzo, potendo date un colpo al cerchio e uno alla botte, altrimenti defilatevi e velocemente pure. Rapporti burrascosi invece con il partner, forse pretendete un po' troppo, non credete, e lo pretendete subito soprattutto, quindi calmatevi un po'. E chiudiamo ancora con i nostri pesci. Evitate antagonismi nella carriera, perché sta per arrivare anche per voi l'ora di riscuotere i meritati successi, finalmente, diciamolo. Una gita con la famiglia è in programma, una pausa di riflessione che potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e soluzioni. Si chiude qui quindi il nostro oroscopo del giorno, anche per me è tempo di salutarvi, ci ritroviamo domani però con tutte le novità, vi aspetto una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio